Operazione verità finanziaria al Comune di Porto Empedocle, nel rendiconto 2014 un avanzo di amministrazione, adesso è stato approvato il rendiconto 2015 e invece i conti si ribaltano. Ecco, cosa è successo? Beh, è successo che noi finalmente abbiamo detto la parola fine sulla verità di quello che appunto era successo nel comune di Porto Empedocle prima del nostro ingresso, perché l'approvazione del rendiconto 2015 evidenzia un disavanzo di amministrazione di oltre 12 milioni di euro. Evidentemente tutto questo non può essere stato prodotto in un anno, ma è frutto e risultato di errori anche di contabilità degli anni precedenti, oltre che di un andazzo complessivo amministrativo che evidentemente non andava bene, perché sulla base dei risultati errati delle precedenti amministrazioni si spendeva forse più di quel che non si dovesse spendere, atteso che poi in un solo anno si registra un disavanzo di oltre 12 milioni di euro, che è più dell'entità del bilancio dell'ente stesso nel suo complesso. Quindi quando noi siamo arrivati abbiamo dichiarato il dissesto, che appunto i cui effetti retroagiscono al 31/12/2015, noi avevamo tutta la contabilità in positivo, quindi in teoria saremmo stati dei matti a dichiarare il dissesto di un ente che andava così bene. In realtà la verità non era quella attestata dalle scritture contabili. Si prospetta un danno erariale? Ma il danno erariale è già stato per certi versi e per certe entità contestato all'ex sindaco Firetto e all'amministratore, cioè al dirigente degli uffici finanziari dell'epoca. In una dimensione più pesante? Vedremo cosa deciderà la Corte dei Conti, atteso quello che è successo appunto. Evidentemente noi questo rendiconto lo proporremo alle autorità competenti, perché agiscono secondo quelle che sono le loro decisioni, ma certo un grave danno è stato prodotto. Se poi questo danno sia imputabile e conseguenza diretta dell'azione e di chi, questo non compete a noi attestarlo. Il gruppo parlamentare pentastellato a Porto Empedocle, a sostegno del sindaco in un momento di difficoltà, ecco, l'aspetto finanziario oggi è operazione verità per certificare che quanto ereditato è stato davvero pesante dal punto di vista finanziario. Ma io devo dire che in Sicilia tutte le volte che abbiamo vinto in un comune poi abbiamo scoperto che era un comune dove si erano mangiati praticamente tutto. Non ci ha mai spaventato prenderci la responsabilità di mettere le mani laddove gli altri hanno lasciato davvero dei disastri. A me sembra che l'amministrazione Carmina con gli assessori, i consiglieri comunali, ma io devo dire anche la parte dell'opposizione al Consiglio Comunale, con grande responsabilità stanno costruendo un percorso nuovo per questa città e stanno cominciando a rimettere in piedi quelle che sono le casse comunali. Chi era in qualche modo apostrofato come, diciamo, un grande statista che amministrava le città, poi alla fine abbiamo scoperto che probabilmente non sapeva fare bene i conti, o meglio, la magistratura contabile insomma dirà poi se effettivamente non li sapeva fare o li sapeva fare troppo bene. Però sta di fatto che comunque noi qui a Porto Empedocle, come anche nelle altre città, abbiamo la responsabilità di ridare ai cittadini in un tempo ragionevolmente breve la dignità di poter vivere in un luogo che ha tutti i servizi.